Una partita di questo tipo, un risultato di questo tipo è difficile da analizzare, soprattutto è difficile da analizzare mettendo insieme le due cose, cioè il risultato che è maturato con la partita che è stata giocata. Intanto perché il risultato è maturato negli ultimi minuti, il primo gol al 79esimo e poi è successo di tutto dal 79esimo in poi. Ma prima c'era stata un'altra partita per 80 minuti e in quell'altra partita si erano viste delle cose. Partiamo dalle cose della partita. È un Cagliari che per certi versi è risultato essere machiavellico. Machiavellico nella costruzione, se volete imprevedibile anche nella disposizione in campo. Nel primo tempo i giocatori di classe, i giocatori di maggiore pregio, ma con dei problemi fisici, cioè l'affaticamento di Nandez rientrato dalla nazionale, il recupero recente di Mancosu, ma certamente pezzi forti da mettere in campo per tentare magari di sbloccare subito la situazione. E dobbiamo dire che nel primo tempo il Cagliari ai punti ha fatto certamente meglio di quanto ha fatto la Salernitana ai punti, perché il primo tempo si è chiuso invece sullo 0-0. Poi i cambi arrivano per dare sollievo alla squadra, molti non li capisci, Viola entra per Mancosu certamente per non snaturare la squadra, Mancosu aveva fatto il trequartista, quindi l'unico che poteva fare quel ruolo era Viola e ti sorprende perché Viola diventa il protagonista assoluto, almeno per una parte in positivo, è lui che recupera il pallone che permette a Janko di servire l'assist a Luvumbo per il primo vantaggio, è lui a concretizzare l'azione portata avanti ancora una volta da quelli che sono stati i cambi di Ranieri, in questo caso Sciomuro dopo per Luvumbo che era affaticato e che confeziona il gol del 2-1. Poi poco conta, o meglio molto conta, se lo stesso Viola è il protagonista del fallo di mano che porta Dia al pareggio definitivo al 2-2. Però quei cambi, quel tentativo di capovolgere la partita con i giocatori tendenzialmente più forti che hanno giocato prima, con la punta che hai mandato in campo, la punta vera, la punta pesante che hai mandato in campo e peraltro forse la meno pesante di tutti, cioè Sciomuro dove l'hai mandato in campo per sostituire Luvumbo, con 80 minuti giocati senza avere un attaccante come Petagna, uno come Pavoletti, sono tutte riflessioni che si devono fare. Per quale motivo, ad esempio, Ranieri ha rinunciato a uno di loro? Considerato che nel secondo tempo in particolare, quando sono usciti appunto i giocatori citati prima, i palloni che passavano dentro l'area non avevano nessuno che potesse prenderli, nessun giocatore che potesse essere un riferimento, malgrado da una parte corresse Augello, dall'altra parte corresse Zappa. E poi quel che è successo quando è uscito Dossena, una difesa che è diventata improvvisamente fragile, sembra una coincidenza. L'uscita di Dossena ha praticamente infragilito la difesa del Cagliari, che non è stato più capace di riuscire ad arginare Dia, che fino a quel momento il pallone non l'aveva mai visto. Insomma, un Cagliari dalle molte facce, si potrebbe gioire pensando al 2-2 in trasferta con una diretta concorrente, ma è difficile farlo considerato che stavi vincendo per 2 volte negli ultimi 10 minuti. Si potrebbe addirittura riprendere a preoccuparci per tutti quei giocatori che abbiamo e che molte volte non si capisce perché non sono a disposizione o comunque non vengono utilizzati costantemente. Insomma, c'è un po' di confusione nella nostra mente, forse è la confusione dettata dal mancato successo, dalla mancata vittoria. Tutto sarebbe stato più chiaro se fosse arrivato fino alla fine il 2-1, perché a quel punto la gioia avrebbe travolto qualsiasi tipo di ragionamento.